e là su Pep. Allora, oggi è the day after e io, vabbè, ho tutta la felicità che ho dentro, io mi sento come la stravacatura, perché mi sento come quando io a Capodanno veglione, e Capodanno il giorno dopo, mi sento, vabbè, guarda che tengo anche più la voce. Stanotte sono andato alle 5 perché volevo che questa notte non finisse mai, però non mi voglio portare per vicoli e vicoletti. Rispondo alle migliaia di persone che da stanotte mi stanno scrivendo sui social, anche giornalisti, siti che vogliono sapere da me cosa mi ha risposto Conte, quando io, non sapendo che ero inquadrato, incontrando diciamo una persona che si è sempre dimostrata amica, affettuosissima, oltre allo straordinario professionista, gli ho chiesto: che fai, rimani? E vabbè, ve lo svelo qui. Io, verità, il labiale l'avete letto quasi bene, perché io ho chiesto ad Antonio: che fai, rimane? Perché la cirurgia mi ha cucinato e ci chiedere: ma noi fanno fatica, pensando, mo, là sul campo, stai facendo la Luca, mo che fai, rimane? E lui mi ha risposto, quindi siti, giornalisti, scrivete questo come risposta, che è importante. Ha detto: beh, dipende come mi scegli. Voglio vedere pure mia moglie che capo te e ci organizziamo. Nel caso ci sentiamo. Quindi se volete fare i titoli potete fare beh, dipende come mi scegliete. Dipende come mi scegliete. Oppure a già avere pure mia moglie che capo te. Queste cose qua. Questa è tutta la verità. Forza Napoli sempre. E che felicità.